Continuano le gare di solidarietà da parte della collettività verso i profughi ucraini, tante le disponibilità di posti letto che stanno arrivando da più parti della nostra provincia. Qualche giorno fa è stato il comune di Joppolo in testa, che nell'iniziativa ha accolto una famiglia, diverse persone. Ora anche il comune di Montevago, attraverso il sindaco onorevole Margherita La Roccarrupolo, che afferma come già 3 famiglie hanno messo a disposizione le loro case. Quando ho saputo che ci sono associazioni disponibili a partire da Roma con furgoncini, con macchine abbastanza capienti per arrivare alla frontiera polacca e poter prendere donne e bambini da portare in Italia e dare loro in questo momento accoglienza, a quel punto ho pensato: e Montevago cosa può fare? E l'idea che mi è venuta è quella di pensare ai tanti appartamenti liberi che a Montevago ci sono. L'idea è stata quella di intanto capire le casse comunali come sono messe, siccome sono casse comunali sane, la possibilità di poter affittare degli appartamenti da poi destinare proprio a questo utilizzo. Quindi il mio annuncio oggi, la mia richiesta, il mio appello, mio e dell'amministrazione comunale, è quella di dire ai montevaghesi: se avete delle case disponibili e quindi anche poterle ammobiliare noi, tanto serve l'essenziale, e in ogni caso muovere questa macchina della solidarietà mi è sembrata una delle cose più normali, anche perché tantissimi esempi ci sono in questo momento che stanno facendo questo, quindi dalla Sicilia a tutta l'Italia e credo tutta l'Europa si stia mobilitando per questi nostri fratelli ucraini, per queste donne e bambini che vengono lasciati dagli uomini alla frontiera e poi devono poter raggiungere posti sicuri. Ero partita con una famiglia che non vive a Montevago ma che ha un appartamento arredato e l'ha messo a disposizione addirittura a titolo gratuito, e da questa cosa ne sono sorte già altre 2 famiglie, mi hanno dato la disponibilità, quindi in questo momento già 3 famiglie montevaghesi, che ringrazio per questo senso di solidarietà, si sono dette disponibili ad accogliere questi nuclei familiari, perché poi magari sono mamme con bambini o c'è un legame di sangue tra di loro. Ho parlato con la Caritas diocesana e ho dato già la disponibilità col governo regionale, però sempre a livello burocratico a volte ci si impiega molto più tempo. Siccome qui bisogna agire presto e subito, allora il subito è sempre affidato al volontariato, e quindi questo volontariato che si fa macchina di solidarietà è benvenuto.